Io sognavo, ogni volta che si apriva il sipario, io pensavo ora si apre, prima o poi spunto io, ma avevo l'immagine, poi non ricordo più nulla perché mi addormentavo, perché era sempre tardi, no? L'ora dello spettacolo. Avevo 17 anni e una ballerina, eravamo a Cipro, nell'isola di Cipro, ed eravamo, lo spettacolo era un festival sul folklore di tutti i paesi, eravamo una ventina di gruppi di tutto il mondo. E mi ricordo benissimo, perché io poi ho avuto un mancamento di felicità, nel senso che eravamo davanti su un teatro greco, no? E stavamo danzando, mia mamma fa un canto meraviglioso che si chiama Margarita e noi l'abbiamo riadattata, è un pezzo arabo. La ballerina non è mai entrata perché ebbe timore di entrare e rimase questo piccolo vuoto, c'era una marea di gente. Io, senza autorizzazione alcuna, dissi, beh, questo è il mio momento, o la va o la spacca. E io entrai danzando, a un certo punto la fine è un botto finale, io cado per terra come morta. Alzo la testa e tutta la gente si alza in piedi. È stato, ho detto, no, non è possibile, si stanno alzando. Si alzarono tutti ad applaudire, mio papà era in lacrime dicendo, ma questa è Elisa, non è possibile. Da lì non ho più smesso di danzare. Devo dire che sono fortunato di essere qua a Palermo perché Elisa Parinelli sta qua. E lei, secondo me, è uno dei più bravi ballerini mai visto. La mia regola principale è danzare senza avere degli stereotipi, danzare perché si ha voglia di danzare, creare perché si ha voglia di creare, essere se stessi. E io lavoro tantissimo con il clown, cioè far uscire sia negli allievi più grandi che in quelli più piccoli la parte più comica nostra e poi cominciare a smussare tutto e a raffinarla fino a prendere l'essenza e farla diventare personale. Io ho avuto la fortuna di avere un palcoscenico, di averlo regalato, loro no, e io glielo voglio regalare. Ho sempre danzato con degli abiti assolutamente molto teatrali, ma molto appariscenti. Questi rossi, questi neri, molto zingareschi, molto spagnoli, molto Esmeralda, del Gobbo di Notre Dame. Ero quasi diventata un po' anche troppo sensuale per la danza popolare qui in Sicilia. Io ero stanca di avere questo simbolo addosso, no? Allora io ho cominciato a far uscire durante gli spettacoli la parte più comica di me. Così ho cominciato a insegnarlo a chi invece, specialmente le grandi, pensavano di essere assolutamente incoerenti col movimento del proprio corpo. Quindi quando arrivavano, non so, a scuola e dovevano prima fare un colloquio con me, arrivavano un po' ingobbate, con le gambe un po' così, dicendo ma secondo te io posso fare questa danza burlesque? Che poi il burlesque è uno striptease all'antica, io invece faccio la parodia che è il farsesque. E io dissi assolutamente sì, già questo per me è farsesque. Ora facciamo entrare la parte più bella di noi donne, che è anche la sensualità, l'essere un po' più accattivante, e a questo punto ci togliamo gli abiti, quelli quotidiani, e cerchiamo di far diventare al contrario la parte sensuale la parte più comica, perché la loro natura era questa. Quindi io dovevo far entrare loro la parte invece comica, no? Facevo il processo inverso. A distanza di 2-3 mesi io gli faccio provare tutti i tipi di musica, dal rock and roll allo swing, alla musica popolare, alla tarantola, alla pizzica, alla tarantella, alla musica contemporanea, con i tacchi. E quindi loro da che camminavano così, a che a un certo punto camminano alla Marilyn, alla Gilda. È stato qualcosa di meraviglioso perché si sono create un personaggio meraviglioso usando parrucche, trucchi, le movenze delle mani, muovono le mani, tutto è controllato, tutto è assolutamente studiato. E quindi si può improvvisare, cosa voglio fare, cosa voglio essere, cosa voglio studiare, guardare immagini, cercare di
divertirsi col proprio corpo, dipingerlo, no? Provare parrucche, vestiti, anche cose da un uomo, sentirsi un'altra cosa, sentirsi un trans, sentirsi un omosessuale, sentirsi una femmina, un maschio, un bambino, un vecchio. Cercare di percepire tutte queste cose, allora poi lì penso si ritrovi quello che si è e ci si vuole più bene, penso. Io come artista, come danzatrice, coreografa, sto lavorando intanto con Giuseppe Midici, che è un grande jazzista armonicista, col quale abbiamo pensato di fare un tributo al re del pop, che è Michael Jackson, in versione jazz. E essendo io molto poliedrica in queste cose, non mi fermo mai, ho cominciato a studiare la storia di Michael Jackson e ho avvertito che avevamo bene o male lo stesso desiderio di essere noi stessi sul palco ed inventare al momento quello che ci veniva dettato dal cuore, no? Ecco perché me lo sono sentito molto vicino. Da lì è cominciato questo percorso e stiamo girando, andremo a Salonicco, a Tokyo, a New York a fare Michael Jackson tributo. Michael Jackson sono io che danzo, non danzo alla Michael Jackson, io danzo sulle musiche di Michael Jackson, ma con le mie movenze, col mio cuore. E poi c'è un sacco di progetti, ma li dico tutti adesso, per scaramanzia non si dice niente. L'unico quadro che mi è rimasto è questo.